Io sono un po' stanco, perché di chiacchiere, di parole, di impegni in questi anni se ne sono presi, ma quello che parla sono i fatti. La gente continua a morire, compreso oggi. C'è una media di 3 morti al giorno. Questa è una strage. Non è vero che le morti sul lavoro sono una tragica fatalità. Esistono responsabilità molto precise e bisogna adottare provvedimenti adeguati, cambiando le leggi sbagliate e introducendone di nuove. Dall'Assemblea Generale della CGIL del Veneto a Mestre, il segretario nazionale Maurizio Landini risponde alla convocazione per la sicurezza sul lavoro arrivata dal governo dopo le morti di Firenze. In un anno e mezzo ci sono stati 2 incontri, l'ultimo c'era stato a luglio. Quindi in questo anno e mezzo il governo è stato silente, non c'è stato e nonostante questo, come abbiamo visto, ci sono stati più di 1000 morti e continuano a esserci morti ancora. Certo che noi ci andremo, però non vorrei che fosse la solita farsa. Per cui se l'incontro è dalle 8:30 alle 10, poi vedono le imprese, poi vanno in Consiglio dei Ministri perché hanno già deciso quello che fanno, no? E quindi diventa un incontro in cui ti ascoltano e poi decidono quello che gli pare, non è quello che noi abbiamo chiesto. Richieste che Landini ribadisce anche a Mestre: cancellazione del subappalto a cascata e di tutte quelle forme di lavoro precario che minano alla sicurezza, introduzione di una patente a punti per l'impresa con blocco dell'attività in caso di azzeramento del punteggio, addetti alla sicurezza eletti dai lavoratori e incremento dei controlli attraverso nuove assunzioni di ispettori. E non si dica che i subappalti in edilizia li ha chiesti l'Europa. Queste sono balle totali, nel senso che questa logica di estendere il subappalto è stata proprio introdotta con modifica del codice degli appalti dall'attuale ministro dei trasporti. Questa è la verità. Faccio degli esempi molto concreti. Noi nei giorni scorsi a Roma abbiamo fatto un accordo firmato dal sindaco con la presenza del prefetto e firmato anche dalle associazioni, per cui l'impegno è che tutti i cantieri che si apriranno da qui al Giubileo, il subappalto a cascata non c'è, perché per ragioni di sicurezza e di rispetto della legalità puoi decidere che non ci sia, così come non ci sarà la logica del massimo ribasso.